L'Associazione Nazionale Brigate Sassari, che qui è rappresentato oltre che da altri partecipanti dal Presidente al Generale Elio Cossu, ha deciso ha stabilito di consegnare al Gianni Argiolas il diploma di socio benemerito dell'Associazione Nazionale Brigate Sassari. Questa è la motivazione. Ha realizzato a sue spese un imponente complesso scultoreo in località Isca Savolla Doglianova, opera monumentale dedicata alla Brigata Sassari. Ha contribuito così a perpetuare la memoria e i fatti storici degli eroici fanti dei leggendari reggimenti il 151esimo e il 152esimo. Sassari, 1 maggio 2008. Il Presidente Elio Cossu. L'associazione, il Consiglio ha stabilito che una partecipazione di questo genere, come ha detto Ilario, senza avergli chiesto niente, meritava senz'altro un riconoscimento. L'abbiamo visto tutti quello che è stato fatto. Un riconoscimento che vede la collaborazione dell'associazione col suo consulente storico, il luogotenente Pinna, che ha dato una mano per quanto concerne la parte storica di questo. Noi lo ringraziamo per quanto ha fatto, perché questa storia non è solo la storia della Brigata Sassari. La storia della Brigata Sassari è la storia della Sardegna. La Sardegna è ripartita dai reduci della Sassari. Lo statuto regionale parte dalla Brigata Sassari. Fino a qualche anno fa addirittura la festa della Regione Sarda coincideva il 28 gennaio con la festa della Brigata Sassari. Poi si è pensato di trasformarla in Sadia da San Sardegna e spostarla la data. Però le origini sono quelle. Io mi auguro che in futuro si ritorni a questo inizio, perché forse la Sardegna sente di più quella che è la storia della Sassari, che è la storia poi del popolo sardo. Io ho visto lì la madre e mi sono ripromesso di mandare alcune strofe, alcune cose della poesia di Pompeo Calvia che illustra la madre in una maniera meravigliosa, che l'artista provvederà poi a metterli a fianco perché merita veramente questo. Quindi grazie ancora. Grazie a voi, io non pensavo.